direi una prima rapida valutazione con un giro di opinione dei nostri ospiti. Marco Espa, un giudizio su questa che è insomma, una proposta, le linee guida della proposta della Giunta. Sì, io sono innanzitutto dico, sono molto contento di questa notizia che è appena arrivata, che un po' conferma le cose che noi diciamo in Consiglio regionale, che stiamo dicendo un po' da tempo, nel senso che la Sardegna non è appunto una regione canaglia e di questo ne siamo contenti, anche adesso che non governiamo più noi, non è che noi, come dire, ci aspettavamo che improvvisamente la Sardegna diventasse regione canaglia, proprio perché ritengo che fino ad oggi c'è stato un forte tentativo di contenere le spese, quindi noi veniamo da un periodo molto difficile. Ricordo che nel 2004 la Sardegna dal governo nazionale stava per essere sottoposta appunto ai provvedimenti, chiamiamoli coercitivi, come introduzione di ticket e di danni per gli utenti. C'è stata una forte iniziativa che ha ridotto le spese e da questo punto di vista adesso siamo appunto, vediamo dai dati che abbiamo questa situazione che io reputo molto positiva. Per quanto riguarda la riforma, poi è chiaro che io lo dico molto chiaramente, appena iniziato il dibattito in commissione, anzi abbiamo appena iniziato la discussione generale, abbiamo fatto diverse audizioni, chiaramente con pareri anche molto diversi fra di loro. Quello che noi diciamo è che non va la riforma, soprattutto nella parte, questo diciamo che in qualche maniera rende tutta la sanità ospedalocentrica, è uno dei temi che speriamo di poter affrontare bene. Secondo noi il testo così com'è sposta il centro della sanità all'ospedale, mentre noi riteniamo che sempre più bisogna territorializzare, quindi come dire, certi passaggi che aboliscono, io penso il famoso articolo 17, adesso non entro nel tecnico, però della legge 10, cioè, creano una situazione nel quale il territorio viene depauperato da risorse. Ad esempio, potrebbero per esempio non esserci più distretti sociosanitari e noi su questo lavoreremo perché questa forma venga abrogata, nel senso che si tolga l'aspetto possono esserci distretti sociosanitari. Noi vogliamo che continuino, anzi devono esserci perché c'è l'integrazione fra sociale e sanitario, che è quello che in tutta Italia si cerca in questo momento di fare, anche per motivi di economie, perché appunto sappiamo benissimo che l'ospedale e il ricovero in ospedale sono tutta un'altra cosa rispetto ai costi su tutto ciò che si può fare come prevenzione rispetto al territorio, ma lo dico come titolo, poi credo che avremo e poi modalità di approfondire. su questo punto dei distretti batte molto anche il documento di CGIL, CISL e UIL, il fronte sindacale che sulla sanità proprio ha elaborato un testo di proposte e di richieste. Certo, noi sicuramente non pensiamo di fare opposizione sulla pelle delle persone, lo dico senza nessuna polemica, ma è chiaro che noi siamo molto attenti al testo che adesso ci è stato proposto e il testo non dice le cose che sono state dette adesso, andranno costruite. Il testo dice che possono non esserci i distretti sociosanitari, poi capisco benissimo che magari il collega Allocci è pronto come noi a fare un emendamento per fare in modo che siano obbligatori, ma in questo momento il testo non dice questo, lo dicono i sindacati, non lo diciamo solo noi come opposizione, questo lo dico chiaramente. Poi è chiaro, per noi per rendere efficiente la sanità, e lo dico proprio sulla pelle dei pazienti, per esempio noi contestiamo fortissimamente la norma che prevede che con la vostra iniziativa adesso i primari possono fare il primariato, possono essere scelti, non c'è più la norma che si privilegia il primario, quelli che fanno la scelta del solo pubblico. Adesso noi, in base alla vostra legge, e noi la emenderemo, potranno esserci primari che lavorano nel pubblico e nel privato indifferentemente come priorità. Poi capisco benissimo, chiaramente, che sono posizioni diverse, punti di vista diversi, ma da un punto di vista proprio per l'efficienza e per la cura del paziente, per esempio, noi vogliamo che i primari siano soprattutto scelti fra quelli che fanno un'esclusiva. Evidente che poi insomma anche a livello di... Evidentemente fino ad oggi tutto andava bene. No, io no. Perché se dobbiamo lasciare le cose così come sono andava tutto bene. No, questa è una polemica astratta. Voglio dare solo due dati del merito, io parlo del merito. Anche... Nella sua proposta non c'è la volontà di cancellare totalmente quanto fatto in precedenza, ma c'è semmai un discorso di migliorare, anche perché poi cambiano i tempi, cambiano anche le esigenze evidentemente. Assolutamente no, le posso dire che io ho trovato commissioni di supporto all'attività dell'assessorato nominate dal mio predecessore che ho riconfermato esattamente uguali, perché le ritenevo di buon livello scientifico, culturale, persone di provata capacità sul campo. Però non è che tutto sia perfetto e che tutto sia esatto. Comunque voglio precisare all'onorevole Espa che i direttori generali che sono stati commissariati
anche pochi giorni prima di andare di ricevere la lettera di commissariamento, sapendo che non sarebbero stati procrastinati, si sono affrettati a fare delibere di spese anche dell'ordine di centinaia al giorno, comportanti proprio spesa, delibere comportanti spese importanti che ci hanno ulteriormente fatto aumentare il disavanzo di molti milioni di euro. Tant'è che il disavanzo è cresciuto nei primi 9 mesi, ha superato abbondantemente i 12 mesi dell'anno precedente, nel 2009. Sì, quindi il 2008, sono stati, il 2008 è dimostrato che non è questo disavanzo di cui viene parlato come il 2007, sappiamo che è stato il minimo. 186 milioni di euro ma certificati dal Ministero, no. Certificati come quelli che ha citato lei, guardi, certificati dal Ministero. Assessore, lei lo sa che forse il 15 marzo lei deve fare, c'è l'ultima verifica per il famoso piano di rientro in cui lei deve incassare ancora 9 milioni di euro, 8,6 milioni di euro. Questo è anche 54 milioni e mezzo. Esatto, lo Stato gli deve dare ma gli deve dare dei soldi perché c'è stato un percorso di rientro virtuoso. No, e su questo gli verrà il Ministero ha verificato che la nostra proposta di miglioramento della sanità è credibile. Non è la stessa cosa, appunto per questo noi diciamo, e su questo capiamo anche la contestazione dei sindacati che, come giustamente dicono, partono in un senso positivo. Io lo dico chiaramente, non è che noi siamo religiosamente contro la macroarea, l'ha detto l'assessore, è un'esperienza pilota partita in Emilia-Romagna, in Toscana, che funziona, adesso forse c'è qualche problema, si vuole modificare un po', però il problema è proprio questo delle linee di indirizzo. Noi non siamo d'accordo per nulla sul fatto che poi ogni ASL faccia per conto suo davanti a un modello così importante, come la macroarea, perché proprio per noi è proprio quello il problema che ci fa veramente paura. Ci fa paura che poi ogni ASL decida, dice ognuno avrà la sua efficienza. No, le linee di indirizzo devono esserci, in questo testo mancano, questo governo, e non basta il direttore generale a governare. Le linee di indirizzo fino ad oggi sono state approvate dalla Commissione Sanità e dal Consiglio. Addirittura la riforma prevede, lo dico subito, che il primo piano sanitario regionale non debba neanche avere nessun tipo di consultazione, in deroga a tutti. Questo per noi non è accettabile. Noi emenderemo, se veramente c'è la vostra disponibilità, emenderemo per riportare questo regime di direttive, ma noi per avere livelli essenziali. A noi ci interessa che tutta la Sardegna abbia livelli essenziali, non ci interessa appunto che uno faccia così e uno faccia cosà e noi non governiamo. L'argomento in questo momento è proprio per stare nelle cose concrete. L'assessore anche qui mi sembra abbia detto delle cose interessanti. Penso io ovviamente devo dire che la battaglia del comitato, dei familiari, delle persone direttamente interessate è stata una battaglia fondamentale. Secondo me niente si sarebbe mosso, quindi non dico l'opposizione ha voluto dire attenzione, prima di fare una cosa del genere dobbiamo aspettare, dobbiamo non toccare la qualità che c'è stata in tutti questi anni. È un dato di fatto che la mobilitazione popolare a volte può più della politica. Allora, ma non si sarebbe mosso niente, Allora, la questione, noi abbiamo preparato, noi come opposizione, l'emendamento al testo loro che in questo momento prevede l'accorpamento fra Brozzu e Microcitemico. Questa è la legge, è il loro disegno di legge, non è il nostro. Poi noi abbiamo già preparato l'emendamento, io spero che l'onorevole Locci prepari l'emendamento e che insieme possiamo tu lo stai chiudere. Adesso io l'ho fatto mettere a verbale in Commissione Sanità. Ma noi l'abbiamo preparato prima, caro onorevole Locci. Scusa, tu l'hai fatto 15 giorni fa, noi l'abbiamo fatto 2 mesi fa. L'abbiamo fatto 2 mesi fa. La tua giunta e la tua maggioranza ha deciso e tu hai votato a favore il provvedimento di accorpamento fra Brozzu e ospedale microcitemico. Adesso tu dici no, non si fa più, sai perché? Sì, ma quale impegno? Non si fa più. Scusa, non si fa più che cosa? Non si fa perché il commissario che hanno nominato loro e che seriamente ha detto in commissione, guardate che l'accorpamento non si può fare, è troppo difficile. Quindi siamo tutti d'accordo, mi sembra lo possiamo dire, che si può fare un passo indietro, che semmai bisogna puntare, come stiamo dicendo tutti, e mi sembra lo state dicendo voi e lo stiamo dicendo noi, e lo dicono soprattutto le organizzazioni direttamente interessate dei pazienti, a capire questa grande sinergia che ci deve essere fra oncologico e microcitemico. Poi sarà nella ASL, sarà l'azienda, sarà quello, non lo so, anche voi avete opinioni diverse all'interno, perché qualche forza politica... Se questa migliorativa che condivido sarà accettata, vi diremo grazie. Ma no, ma questo, esatto, questa è la proposta c'è già, l'emendamento c'è già, io spero sarà condiviso. Sentiamo anche Locci.